Ho parlato con qualche vicino qui dello stesso condominio e no, nessuno si è accorto di nulla. Sono entrati scardinando la finestra posta sul retro, difficile stabilire quanti fossero. La pizzeria non ha né antifurto né telecamere di videosorveglianza. Andati probabilmente a colpo sicuro, indisturbati, nella notte tra sabato e domenica i ladri hanno fatto irruzione alla pizzeria Sanremo 2, aperta con nuova gestione dai fratelli Giancarlo e Diego, che hanno dato nuova vita allo storico locale di via Pastore a Vittorio Veneto. Hanno rubato il fondo cassa e il telefono che usiamo per gli ordini e rotto la cassa. Portata via tra le altre cose anche una cassa audio. Abbiamo quantificato un po' i danni, adesso vediamo con l'assicurazione che però probabilmente tra la franchigia e quindi non verrà coperto quasi nulla. Più grave è l'ammontare dei danni che quello della refurtiva. Sporta la denuncia ai carabinieri, i due fratelli hanno tenuto chiuso il locale alcuni giorni per sistemare quanto era stato rotto e ricomprare il palmare per le ordinazioni. L'inaugurazione della pizzeria appena 4 mesi fa, mai i due fratelli si sarebbero immaginati di subire un furto così dopo il duro lavoro che hanno fatto per poterla aprire. Mio fratello lavorava già un po' come pizzaiolo, io invece gli ultimi 6 anni ho vissuto in Norvegia e i primi 2 anni ho lavorato come pizzaiolo, poi come panettiere e pasticcere e così, visto che comunque volevo rientrare e c'era la voglia di aprire qualcosa. La pizzeria riaprirà nelle prossime ore, ma i due titolari ora già pensano ad installare antifurto e telecamere. Sì, adesso lo faremo, sì, sicuramente. Spiace. Eh sì, no, dispiace, sì, sì, no, più che altro un po' di sconforto, ma sì, adesso abbiamo chiuso un paio di giorni, un attimo perché ci mancavano le attrezzature, eccetera, sì, tra cui il palmare e sistemare un attimo la cassa.